Ingegnere Baroni, giorno 23 agosto, un nuovo appuntamento qui al Piazzale Caos con una nuova rappresentazione teatrale. Sì, va a concludersi con un terzo spettacolo organizzato dal Parco Letterario, ma realizzato da una compagnia di professionisti, attori e registi di Catania. Un trittico che abbiamo avuto l'onore di ospitare qui nell'anfiteatro di Piazzale Caos, il Foro delle Emozioni, l'anfiteatro Pirandello, e che ha visto già 2 successi. Questo sarà, speriamo, un terzo successo, e vogliamo comunicare che già i biglietti da stamattina sono in vendita al modico prezzo di 5 euro e sono numerati e prenotabili, quindi è necessario recarsi previo telefonato comunque tutti i giorni, mattino o pomeriggio, al caffè letterario di Piazzale Caos e di prenotare il biglietto numerato che verrà realizzato e diciamo dato a chi lo acquista. La rappresentazione? La rappresentazione consiste nella messa in scena di 2 novelle importanti di Luigi Pirandello. Una è La patente e una è Il treno affischiato, che ha avuto notevole successo negli altri anni e che quest'anno si ripresenta qui ancora in un'altra maniera, e sicuramente speriamo che possa coinvolgere il pubblico. Speriamo anche nel tempo che ci aiuti dopo tanto caldo e che non ci siano minacce di piogge eccetera, ma ancora è venerdì sera alle ore 21 e speriamo di avere già un pubblico e diciamo poter avere un successo come l'ultimo, quello della Giara, che è stato veramente una cosa eccezionale.